pomeriggio a tutti, benvenute e benvenuti a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione dal gioco d'azzardo organizzata da ULSEI Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Come sempre iniziamo questo incontro ringraziando tutte le istituzioni che hanno patrocinato l'evento l'intera settimana e sono il Ministero della Salute, la Regione del Veneto, il Comune di Padova, l'Università La Sapienza di Roma, l'Università di Parma, l'ANCI Veneto, il MIUR del Veneto, l'Ordine degli Psicologi del Veneto e l'Ordine dei Medici di Padova. E un sentito ringraziamento va sempre anche a tutte le realtà che hanno collaborato per realizzare questa iniziativa e naturalmente a TGR Rai e Telepadova che sono nostri media partner. Siamo a Padova, ci troviamo all'interno della prestigiosa Sala della Carità e stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'ULSEI. Salutiamo quindi il pubblico che è molto numeroso, ci sta seguendo da tutta Italia, molto numeroso e molto partecipe perché tutti i giorni in tutti gli incontri abbiamo l'interazione con persone che ci scrivono da ogni dove e che porgono delle domande ai nostri relatori e così li invitiamo a fare anche oggi. Invitiamo anche le persone che sono collegate a condividere le nostre dirette sui propri canali e li ringraziamo per questo supporto. Una calorosa accoglienza riservata inoltre a tutte le persone che sono presenti in sala e che ci raggiungono appunto qui nella Sala della Carità per assistere in diretta alle nostre trasmissioni. Il titolo di questa prima edizione della settimana Cambio Gioco è Siamo tutti in gioco, un titolo che abbiamo scelto proprio per testimoniare l'intenzione di rivolgerci non solamente agli addetti ai lavori ma all'intera cittadinanza. In particolare ci siamo rivolti in diverse occasioni agli studenti che sono stati anche qui presenti in sala con i loro insegnanti e in particolare ci rivolgiamo sempre a tutte le persone che svolgono un ruolo in educazione, quindi genitori innanzitutto e poi insegnanti, educatori e molte altre persone sensibili al tema della prevenzione. Pensiamo infatti che veramente siamo tutti in gioco nel fare prevenzione e nel promuovere la salute e per questo motivo abbiamo anche organizzato una settimana di incontri veramente variegati dove sono presenti non solo degli esperti di gioco d'azzardo e di dipendenze ma anche campioni dello sport come è avvenuto questa mattina, neuroscienziati, personalità importanti della legalità, li abbiamo avuti ieri mattina con noi, professionisti della comunicazione, esperti del mondo digitale e molto altro, appunto per testimoniare che veramente siamo tutti in gioco e tutti possiamo fare la differenza in termini di prevenzione. Saprete certamente che esiste anche un sito dove è possibile scaricare il materiale promozionale e soprattutto l'intero programma che vi invitiamo a consultare. Il sito si chiama www.cambiogiocoulsei.it e su questo sito resteranno disponibili le registrazioni di questi incontri, quindi li potrete vedere anche in differita. Qui con noi oggi c'è la dottoressa Eleonora Sale, benvenuta dottoressa. La dottoressa è dirigente medico neuropsichiatra infantile dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile e di psichiatria dell'azienda ospedale Università di Padova e al termine ci aiuterà a fare una riflessione su quanto verrà detto dal nostro relatore di oggi ed eventualmente a porre una prima domanda allo stesso. Quindi grazie per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi. Passo subito la parola anche alla dottoressa Patrizia Bricca, psicologa, psicoterapeuta, responsabile dell'unità operativa semplice SERD Alta Padovana ULSEI Euganea, che ci presenterà un progetto, il progetto Giovani dell'ULSEI Euganea. Benvenuta dottoressa. È già acceso. Bene. Buon pomeriggio. Un po' più su. Così. Perfetto. Buon pomeriggio a tutti. Io porto i saluti del direttore dell'unità operativa del Dipartimento Dipendenze della nostra azienda, dottor Vito Sava, e della dottoressa Arianna Camporese, che è un po', come sapete, l'anima di questa straordinaria esperienza che viene offerta alla nostra città. Come cittadina padovana ringrazio di aver avuto questa straordinaria esperienza, no? Ma contemporaneamente sappiamo che ci stanno seguendo un po' da tutta Italia e questo per noi è motivo di orgoglio e di soddisfazione.
Siccome sicuramente fra il pubblico che è presente in sala e che ci segue da lontano ci sono sicuramente persone che sono interessate ad accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita e anche nei loro momenti di difficoltà, avremo sicuramente qua fra noi genitori, insegnanti, educatori, ed è per questo che vi presentiamo brevemente quello che il Dipartimento Dipendenze fa a favore dei giovani. Il Dipartimento Dipendenze ha un progetto che si chiama semplicemente Interventi di prevenzione e cura a favore dei giovani e questo progetto è un grande contenitore all'interno del quale ci sono diverse iniziative. Prima di tutto ci sono iniziative di carattere preventivo, per cui ci si rivolge attivamente ai ragazzi nelle scuole, organizziamo interventi nelle classi, poi ci si rivolge attivamente agli adulti significativi con percorsi di formazione per genitori, insegnanti, allenatori, adulti che in maniera significativa affiancano i ragazzi nel loro percorso di crescita. E poi un altro capitolo dell'intervento preventivo sono gli sportelli di ascolto nelle scuole superiori per l'intercettazione precoce del disagio giovanile. Questi sportelli sono aperti nelle scuole superiori ma anche in posti non convenzionali. Dopo l'intervento preventivo ci occupiamo di cura. Il Dipartimento Dipendenze nell'anno 2022 ha seguito 360 giovani di età compresa fra i 14 e i 24 anni, con percorsi di cura complessi che implicano l'intervento di medici, psicologi, educatori, assistenti sociali, infermieri. È un lavoro di integrazione di tutti i nostri interventi rivolto a questi giovani e soprattutto alle loro famiglie. Infine abbiamo voluto negli ultimi tempi arricchire l'intervento di cura con delle proposte innovative. Organizziamo da qualche tempo dei laboratori esperienziali di gruppo offerti a una parte della nostra giovane utenza per raggiungere questi nostri giovani utenti attraverso linguaggi non solo convenzionali come il linguaggio classico del colloquio clinico, ma vogliamo lavorare con loro anche offrendogli delle esperienze che poi rielaboriamo insieme a loro e che sono delle strade alternative per avvicinarci alle loro esigenze. Questi laboratori offrono la possibilità di fare esperienze nella natura, con gli animali, esperienze adrenaliniche come l'arrampicata sportiva o l'orientamento nei boschi, ma anche esperienze vicine alle attività artistiche, scrittura creativa, ascolto e produzione di musica, attraverso percorsi progettati per loro che hanno una crescita, una sequenzialità e che ci permettono di favorire l'avvicinamento di giovani anche ai percorsi di cura più intensi. Questo tipo di esperienza lo condividiamo e lo svolgiamo insieme al privato sociale accreditato. Grazie. Basta così. Grazie Buon dottoressa, ascolto. grazie mille. C'è anche con noi il dottor Salvatore Lobello, che è il direttore dell'unità operativa complessa SERD di Padova. Benvenuto direttore. Grazie a voi. Insomma, io dopo quello che ha detto Patrizia non mi voglio dilungare, anche perché credo che sia giusto lasciare spazio alle cose veramente importanti che ci sono da sentire in questo splendido evento che sta venendo fuori in maniera veramente splendida, proprio perché è estremamente coinvolgente per tutte le fasce di età che ci sono. Noi abbiamo ovviamente un occhio di riguardo alle fasce di età giovanile, perché in questo tempo di grandi trasformazioni, di grande impatto tecnologico, diciamo che abbiamo tutta una serie di esposizioni a rischi che sono estremamente grandi, estremamente importanti. E non solo, abbiamo sentito parlare dei giovani in generale, io mi soffermo soltanto un secondo a dire:
siccome mi occupo particolarmente di problemi alcol correlati, mi pare sia importante non dimenticare che spesso e volentieri l'alcol è quel piccolo cancello che aperto poi porta verso situazioni più pericolose e più importanti, e che comunque di per sé rappresenta un rischio estremamente forte e sul quale agire preventivamente è più difficile, perché come voi sapete l'alcol è presente praticamente in ogni piccola sfaccettatura delle nostre giornate tipo. È presente nel momento in cui incontriamo le persone, nel momento in cui ci sediamo a tavola per fare un piccolo pranzo o una cena importante, è presente quando invitiamo qualcuno a casa nostra e nelle nostre idee praticamente sempre. E questo vuol dire che questo permea di qualcosa di apparentemente normale, anche qualcosa che invece, anche secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, significa che ha una quota di rischio molto molto seria, in particolare perché il rischio zero non esiste, per cui dalla piccola quantità fino ovviamente alle situazioni più importanti, comunque è un fattore di rischio sicuramente serio. Non voglio andare oltre, voglio soltanto augurarci di essere sempre così impegnati e recettivi nei confronti di questo tipo di temi, che sono dei temi che sono ben presenti e forti in tutta quanta la nostra società. Grazie a tutti. Grazie a lei, direttore, grazie per il suo saluto. E quindi siamo pronti ora per il nostro incontro. Incontro che si intitola Figli di Internet, adolescenti che condividono e non convivono. E per affrontare questo argomento abbiamo con noi collegato il dottor Matteo Lancini, che ringraziamo di cuore per aver partecipato e per la sua disponibilità. Buonasera, dottore. Introduco brevemente l'incontro di oggi e naturalmente presento più approfonditamente il dottor Lancini. L'incontro di oggi parla della crisi della comunità educante e quindi la domanda che ci faremo, grazie al professore, sarà cercare di comprendere i significati evolutivi e i rischi delle esperienze digitali. Per farlo è necessario interessarsi anche ai miti affettivi, familiari e sociali che hanno presidiato la crescita delle nuove generazioni. E da qui si può partire per comprendere le forme del disagio adolescenziale di oggi, come il ritiro sociale, il sexting, il cyberbullismo e altre forme di difficoltà che vivono i nostri ragazzi. Da qui si deve quindi partire per alleviare la solitudine di una generazione iperconnessa. Matteo Lancini è psicologo e psicoterapeuta, è presidente della Fondazione Minotauro di Milano, è docente presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università Milano Bicocca e presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica di Milano. È autore di numerose pubblicazioni sull'adolescenza, tra cui le più recenti si intitolano L'adolescente, psicopatologia e psicoterapia evolutiva, L'età tradita, oltre i luoghi comuni sugli adolescenti, Figli di Internet, come aiutarli a crescere tra narcisismo, sexting, cyberbullismo e ritiro sociale. Prima di passare la parola al nostro ospite relatore, vi ricordiamo che potete porre eventuali domande commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete ora comparire in sovraimpressione. Bene, siamo veramente pronti quindi per l'intervento del professor Lancini, che ancora una volta ringraziamo e al quale lascio la parola. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, ringrazio ovviamente per l'invito, per l'organizzazione di un'iniziativa così articolata, i colleghi e le colleghe che hanno introdotto l'intervento. E cosa dire, proverò per stare nei tempi a dire qualche cosa che cerchi di giustificare il titolo che abbiamo dato al nostro incontro, cioè cosa vuol dire oggi essere figli di Internet, e alla luce anche di quello che è stato detto nell'introduzione, da dove arriva questa fortissima necessità di condividere e cosa manca o come mai è venuta meno appunto all'interno di una comunità educante, come vedremo,
l'idea della convivenza intesa come possibilità da parte dei ragazzi e delle ragazze di frequentarsi in quella che viene definita una vita carne e ossa. Allora, il tema ovviamente è articolato, è un tema sul quale ci siamo interessati per diverso tempo, con delle evoluzioni. Io dirigo un master sulla prevenzione e il trattamento della dipendenza da internet in adolescenza, ma credo che in un'occasione come questa, fermo restando che io considero questi interventi sempre come un documento stimolo, una riflessione, come dire, dalla quale poi ognuno deve ricavare proprie riflessioni per le domande, per quello che gli interessa, e spero ci sia la possibilità appunto di affrontarlo, riguarda appunto questa tematica di figli di internet, cioè cosa vuol dire essere nati all'interno di una società come quella odierna, dove, non dimentichiamolo, la definizione di nativi digitali è ormai strasuperata, una definizione di Mark Prensky che tantissimi anni fa diceva appunto che c'era in corso una battaglia tra chi era nato che era nato all'epoca di Gutenberg, della carta stampata come me, e che aveva appunto avuto un'immigrazione digitale per motivi professionali, vedi ad esempio mail e telefonini per motivi di lavoro, e chi invece era nato digitalmente. Ora, ahimè, da quella definizione il tempo ne è passato, internet si è trasformato, la portabilità è sotto gli occhi di tutti, lo smartphone è tutto per i giovani, tranne quasi che un telefono, mentre per gli adulti ancora rappresenta questo. E credo che questo tema, all'interno di un percorso come questo, sia importante nel momento in cui pone una questione fondamentale, secondo me. Cioè, oggi l'uso, l'iperutilizzo di internet da parte delle nuove generazioni, dei social network, dei videogiochi, è qualcosa che ci segnala un disagio, addirittura una patologia o una dipendenza, o siamo di fronte a delle nuove normalità? Siamo di fronte, anzi, a un disperato tentativo di adattarsi a una società che gli adulti hanno costruito, apparecchiato, e all'interno della quale, come sapete, se c'è un lavoro certo per i miei figli, ma anche per i vostri, anzi sono due: saper usare un cellulare e saper usare internet e produrre un videogioco. È una domanda importantissima sulla quale ci siamo già giocati in parte, a mio avviso, la credibilità adulta, e sulla quale rischiamo ovviamente di giocarcela ancora, perché è chiaro che i modelli attraverso i quali andiamo a valutare la cosiddetta dipendenza da internet, i riferimenti, le variabili da isolare, oggi rendono molto complessa questa questione, e io proverò a dire qualche cosa da questo punto di vista. E fondamentalmente, in estrema sintesi, avendo poco tempo, la metto così. Oggi internet, che io considero da tempo, non solo io, un ambiente e non un oggetto, uno strumento, non ha mai avuto senso, secondo me, la definizione o quell'espressione da parte di molti adulti che dicono internet è come il coltello, la forchetta, dipende se ci tagli la carne o la pizza bene, se invece a coltelli o forchetti qualcuno, no. No, quello semmai è il device, è lo smartphone che ho qua io, se lo tiro in testa a qualcuno, se lo uso entrando nell'ambiente di internet. Internet oggi è diventata una visione, un modo di essere nel mondo, dal quale non è più, credo, possibile uscire da quella definizione straordinaria che è di Luciano Flori, di uno dei più importanti filosofi della scienza italiano, ma uno dei più importanti nel mondo, che dice che ormai si cresce online. Quando ho iniziato a studiare io questa materia tantissimi anni fa, ahimè, eravamo convinti che esistesse una vita reale e una vita virtuale. Così come non mi ha mai convinto la definizione che ho dato prima, oggi non mi convince, credo sia impossibile continuare a parlare di una vita reale e una vita virtuale. Nel senso che già quando ho iniziato le mie ricerche io sostenevo questa differenza, si alzavano colleghi, neuropsichiatri, psichiatri, colleghi psicoterapeuti a dire: ma mi sembra che questa idea di una vita virtuale, vita reale, oppure quando lei, Lancini, perché usavo questa espressione, le relazioni senza corpo di internet, è vero che il corpo non si tocca concretamente, ma siamo dentro una ripresentazione, risimbolizzazione, ripresentificazione del corpo in rete attraverso altre forme. Insomma, piano piano questa distinzione veniva meno, e oggi non ha nessun senso appunto distinguere le due realtà, visto che, come dicevo, la definizione di una società online è straordinaria, dalla quale non è possibile tornare indietro. Oggi è inutile che vi elenchi come, in che senso, in ogni ambiente di lavoro, luogo, sensazione, espressione del mondo, come dire, le due realtà si siano intersecate in maniera indissolubile,
siano parte di un processo di crescita che è altro che dei nativi digitali, di generazioni che sono cresciute all'interno di un sistema educativo, di miti familiari, sociali e culturali, di festival, di economie, di modo di fare informazione, dove la vita reale e la vita virtuale si sono intrecciati indissolubilmente. Come mai si siano intrecciati si può discutere, ma quello che conta, e credo che questo sia importante averlo in mente, è che la diffusione appunto di videogiochi, social network, dell'uso pervasivo di queste come dire, opportunità, quelle che poi noi vediamo anche come rischi, diciamo di questo ambiente non è estranea all'ambiente all'interno del quale è arrivato Internet. Cosa voglio dire? Voglio dire che sicuramente Internet ha cambiato il nostro mondo e la nostra vita. Sappiamo che la vita era cambiata anche con l'arrivo della televisione, secondo alcuni cambia anche con la scoperta addirittura la diffusione della fotografia, l'importanza dell'immagine. Sappiamo quante ricerche sono state fatte sulle ricadute, sui bambini, sugli adolescenti, in generale su di noi, sul modo di crescere i figli e di guardare al mondo con la televisione. Immaginiamo un tema come quello, o meglio, un ambiente come Internet. Ma non dobbiamo mai dimenticare che Internet, appunto come ambiente, risente dell'ambiente e di quello che è stato già introdotto da chi mi ha appunto presentato, cioè risente dei miti affettivi, culturali, familiari e sociali all'interno del quale arriva Internet e come viene utilizzato. E qui, perdonatemi, ovviamente avrei, credo, la possibilità, se avessi più tempo, di testimoniare sulla base di cosa, ma devo sintetizzare. Dobbiamo iniziare ad avere in mente che, visto che parliamo di un tema che riguarda il gioco, è stato fatto accenno alle dipendenze, che chi fa, a mio avviso, ricerche serie sa che la diffusione di questi strumenti, in particolare di social network e videogiochi e di internet in generale, smartphone compreso, è una diffusione che è sostenuta da chi? Dalla famiglia italiana. Detto in altre parole, in modo di poter sintetizzare drammaticamente dei concetti e renderli efficaci, la dico così. Chi spaccia internet da 0 a 11 anni, il maggiore propositore di videogiochi, social network e smartphone nella vita è la mamma, secondo tutte le ricerche. Le ricerche ci dicono che il consumo di sostanze, si faceva prima accenno a delle sostanze più all'alcol, ma le sostanze, pensiamo ai cannabinoidi, hashish e marijuana, le ricerche ci dicono che tranne in qualche famiglia fuori di testa o naif, dove c'è lo zio scapestrato, o dove un genitore dice al figlio facciamoci il primo spinello insieme così capiamo che reazioni ti dà e via dicendo, il consumo di sostanze nasce all'interno del gruppo, queste sostanze, mentre il consumo della tecnologia nasce all'interno della relazione con tua madre, che già prima dell'avvento di internet era una madre che si era virtualizzata. Da tanti anni dico che la famiglia del padre autoritario normativo, il padre simbolico, è stato sostituito dalla madre virtuale che ben prima dell'avvento di internet aveva ovviamente costruito dei legami in cui si cresceva, grazie a Dio dico, perché oggi l'identità femminile, come sapete, in una delle tante novità, non ha più nella maternità l'apice. Ci sarà ancora molto da fare, ma certamente rispetto ai tempi di mia nonna, in cui l'identità femminile trovava nella maternità l'apice dell'identità femminile, oggi si dà spazio ad altri aspetti di sé e grazie agli studi, ai lavori straordinari che abbiamo fatto, abbiamo aperto delle agenzie importantissime, parafamiliari, pensate agli asili nido che ci studiano in tutto il mondo, in particolare quelli dell'Emilia Romagna e di Reggio Emilia, dove si organizzano da tempo dei modelli familiari, quelli della madre virtuale, dove si cresce distante col corpo tantissime ore dai propri figli, ma con un legame profondissimo. Uno dei temi precedenti all'arrivo di internet, appunto, e della sua potenza e pervasività, era che la famiglia era cambiata e non c'era più una famiglia tradizionale normativa basata sull'autorità paterna, ma una famiglia affettiva e relazionale dove quello che contava è molto la relazione e dove la distanza relazionale non significava un aumento di distanza affettiva, no? Sicuramente ci si sentiva dentro dei modelli educativi che interrompevano la relazione affettiva, ad esempio come era nella famiglia tradizionale normativa, la relazione serviva a far transitare valori all'epoca certe. Oggi negli ultimi anni, negli ultimi decenni, la famiglia italiana, lo dicono tutte le ricerche anche di sociologia della famiglia, va più verso una relazione affettiva, dove magari si passa tanto tempo distanti col corpo, ma dove la richiesta di intendersi, di capirsi, di mantenersi sempre in contatto è presente ovviamente all'interno
cultura affettiva familiare che intende avere una relazione con i figli in cui si spiegano di più le regole, il significato, dove c'è più una trama affettiva e dove sicuramente il tema degli affetti e delle relazioni è più potente di quando invece si stava in casa tutto il giorno, ad esempio mia nonna, ma non esitava a far soffrire i figli in nome del fatto che si era governati da una famiglia tradizionale, normativa, dove la relazione serviva prevalentemente per far transitare i valori della famiglia, che dicevano ai bambini, vi ricordo, devi obbedire, e al limite aggiungevano prima il dovere e poi il piacere, finito l'intervento educativo della famiglia di un tempo. Ora, per tanti motivi, questa famiglia si è modificata e a un certo punto appunto prende forma una famiglia molto più affettiva, dove all'interno già di separazioni molto precoci, vi ricordo che in Italia, poi la faccio più breve, ma arriva un oggetto che chiamare telefonino proprio non si chiamava, si chiamava satellitare o telefono portatile, pesava 2,1 kg o 1,9 kg a seconda dei modelli e rappresentava appunto uno status symbol. Io ricordo 2 status symbol della mia, diciamo, giovinezza: il cicalino dei medici, che dovevano essere raggiungibili prima dell'invenzione del satellitare, e questa tracolla di 2 kg, 2,1 kg che i general manager delle multinazionali portavano in giro e che gli consentiva di governare l'economia da ogni luogo, mito voleva, addirittura dalle loro barche a vela. Che cosa vuole dire questo? Vuol dire che a un certo punto arriva in Italia per motivi business, professionali, uno strumento, ma la madre virtuale, che già un po' si era virtualizzata, che in più cresce i figli all'interno di un sistema educativo complessissimo, in cui peraltro viene meno la comunità educante, dove la comunicazione mass mediatica ci dice che il mondo è pericoloso. Dice in poche parole, la sintetizzo, ma non è che sono io la vera general manager dell'Italia e quindi piano piano mi approprierò di questo strumento e lo utilizzerò per governare tutti i processi educativi e formativi nei primi anni da madre postmoderna e acrobata, e così è accaduto. La madre si è impossessata prevalentemente del cellulare fino a farlo diventare un tempo un oggetto dell'area family, come sappiamo, dibattiti incredibili che ancora oggi a mio avviso ci faranno perdere un sacco di tempo su qual è la data esatta in cui bisognerebbe regalare un telefonino a dei ragazzini di proprietà. Non ho mai capito come si possa pensare che a 12 anni, 6 mesi, 12 giorni, 7 ore, 22 minuti e 14 secondi tutti maturino immediatamente nello stesso modo, cosa impossibile. Si cerca in qualche modo di contrastare uno strumento, un oggetto, che nel frattempo però o si regala sempre più precocemente o, se si ritarda da regalare, serve comunque alla madre virtuale per governare il tutto. Avete ad esempio presente che se voi andate fuori da un asilo alle 4 meno un quarto, il 50% di coloro che ritirano un bambino è la mamma, l'altro 50% sono zie, nonne, nipoti, e di solito c'è un nonno che prende il nipote, se le cose vanno bene, lo porta a fare 2 attività alla settimana, perché oggi i bambini, tra l'altro, arriverò perché conta anche questo, non devono stare mai da soli un secondo, la solitudine l'abbiamo bandita dal processo di crescita, e voi capite che se gli insegni che la solitudine è male, loro dopo pensano che sia giusto e non si capisce perché li vorremmo da soli chiusi in stanza a studiare invece quando arriva l'adolescenza, perché così ci piace. Ma non solo, come dire, bandita la solitudine, ma il nonno deve portarli a fare queste 2 attività, meglio se una musicale e una sportiva, e non deve mancare il laboratorio espressivo creativo del sabato pomeriggio o della domenica mattina. Quindi, in poche parole, per farla breve, cosa succede? Succede che il nonno ritira il proprio nipote, che apparentemente appunto ritira autonomamente, lo porta a fare tante attività. E quindi potremmo dire che la mamma non c'entra niente, perché la mattina il bambino sin da piccolo ha incontrato tanti coetanei, e poi ha incontrato un'educatrice, e poi incontrerà degli allenatori sportivi o musicali di oboe, clavicembalo o di rugby, e poi c'è il nonno, e tutti quanti gestiscono l'educazione del bambino e la mamma non c'è. No, non è così, perché voi sapete che alle 4 meno un quarto in tutta Italia la mamma alza lo smartphone e dice al nonno: stai attuando il piano accademico alimentare 2022-2023, ti ricordo che oggi è giovedì 16 marzo, e chi non lo fa è licenziato in tronco, come un nonno che ho visto fuori dalla scuola di mio figlio cambiare programma e mai più visto fuori, perché la mamma, cioè sua figlia, lo ha licenziato in tronco perché non eseguiva la mansione.
Questo è solo l'inizio di modelli educativi che spingono i bambini, come sapete, ad avere tanti amici, perché oggi devono socializzare moltissimo e c'è un dolore enorme nella mente dei genitori se tuo figlio non è invitato a una festa, dove il cellulare è spacciato in ogni modo, ma non è spacciato solo direttamente perché serve a tenere sotto controllo i figli. È spacciato attraverso il fatto che la società del narcisismo non nasce ovviamente con l'uso in adolescenza di internet, ma nasce il giorno della morfologica, quando, come sapete, i genitori si recano e chiedono al figlio a 20 settimane dal suo concepimento di girarsi a favore di ecografia e scattargli la prima foto. Per non dirvi cosa succede poi a una recita dell'asilo di Natale, dove nessuno è interessato al lavoro fatto delle educatrici. Abbiamo 3 anni e le educatrici ci hanno impiegato 1 mese e mezzo a mettere in piedi una recita decente con 25 bambini, ma oggi in una società individualista dove conta solo il sé, al punto che ahimè non vediamo neanche come funzionano i nostri figli e studenti, succede che ci si alzi su delle seggioline nel mancato rispetto del lavoro fatto delle coordinatrici di classe che hanno dovuto, appunto, le educatrici insegnare ai bambini quando era il momento di mettere la corona della regina o del re, oppure quando mettere le ali dell'angeluccio. Se ne fregano tutti e anche ce ne freghiamo dei figli degli altri che contano solo a socializzare i nostri, e il 70%, 80% della popolazione, dato empirico, questo non di ricerche che faccio al Minotauro o in qualche altre aree di ricerca, sale su una seggiolina di 25 centimetri quadrati e ho visto nonne di 80 anni con degli iPad più grossi del televisore che ho io in cucina riprendere il proprio nipote, che vi ricordo peraltro i protagonisti di queste recite sono 2, di solito lui faceva l'albero, gli altri non fanno niente. Ma siamo solo all'inizio, perché non solo riprendi tuo nipote, tuo figlio, quando ha 3 anni e mezzo mentre fa l'albero in una recita, ma poi lo riprenderai in ogni iniziativa. Vuoi non fargli un video quando fa il primo bagno al mare senza braccioli? Un'iniziativa straordinaria, oppure in qualsiasi recita, in qualsiasi occasione, praticamente li inquadri per 11-12 anni ogni volta che partono. Quando partono per la settimana di scuola natura a scuola, poi è terribile, madri e padri in lacrime che li riprendono, manco partissero per il militare, che vi ricordo abbiamo abolito proprio per non separarci da loro. In poche parole, crescono alzando gli occhi e vedono che tutti li riprendono. Poi, circa 15 anni fa, quando ho iniziato a studiare questa materia, vado alla prima conferenza e si alza un genitore e dice: dottor Lancini, dobbiamo parlare di un tema importante. Dico: mi dica, quasi interrompendo. Questi ragazzi, sa che eravamo in pizzeria, anzi in trattoria con i nostri amici, e loro a 12-13 anni non parlavano più tra di loro, avevano tutti lo schermo davanti agli occhi. Rincara l'insegnante presente alla conferenza serale, parlo di 15, quasi 18 forse anni fa, insomma un bel po', e dice: sì sì, è terribile, guardi, è successa una cosa, chiamiamola dipendenza. Che cosa? In pizzeria loro non si parlavano alla pizzata di fine anno, tutti con lo schermo davanti agli occhi. Ci dica, dottore, da dove gli è venuta questa fissa di avere lo schermo davanti agli occhi? Io pensavo fosse una battuta 15-18 anni fa, ahimè non lo dite in giro, anche se sono registrato non dovrei dire, vado in giro a guadagnarmi da vivere ancora rispondendo a questa domanda, come se ci fosse bisogno di un esperto che risponda al fatto che se tu inquadri tuo figlio, manco fosse per 12 anni colui che sta vincendo quel giorno le Olimpiadi ed è sul podio, oppure come fosse Obama il giorno delle elezioni, non si capisce perché quando tocca averlo in mano lui, questo gli farebbe malissimo e sarebbe diventata una dipendenza, con interpretazioni sul fatto che oggi sapete che i social network renderebbero i nostri figli dipendenti, ciechi, sordi, muti, poi non dico i videogiochi violenti, secondo alcuni addirittura gli farebbero venire le carie. Delle cose a mio avviso che riguardano, e lo anticipo subito, il fatto che su internet e poi adesso sulla pandemia gli adulti proiettano tutte le fragilità e le povertà educative che consentano di dormire sonni tranquilli e di non capire che società stiamo creando e come disperatamente questi nostri adolescenti, preadolescenti, ma anche i giovani adulti cerchino di costruirsi un futuro, oltre che un presente, nella società che abbiamo creato noi. Perché vi ricordo appunto che chi spaccia internet è la mamma e internet è un'invenzione degli adulti. Ma i genitori non spacciano internet solo attraverso comportamenti diretti come quelli che ho appena presentato, lo fanno attraverso un cambiamento dei modelli educativi che non dipende certo solo dai genitori, ma da una società molto complessa dove in modo articolato si è diffusa l'idea che il mondo fuori sia pericolosissimo. Cosa che ha fatto sì che, come sapete, in epoche, a mio avviso, ben più pericolose di quelle odierne, ma non c'era la comunicazione mass mediatica, i bambini, giusto per capirci, dai 7 anni in poi, aspettate che lo ripeto, dai 7 anni in poi, i tardivi 8 anni,
tornavano da soli dalle scuole che all'epoca si chiamavano elementari e percorrevano, come ho fatto io, 800, 900, alcuni 1 chilometro, perché non sempre scuole, in una società pericolosissima per tornare a casa e socializzare, perché c'era l'idea ovviamente che ci fosse una comunità educante, cioè ci fosse l'idea che il corpo dei figli innanzitutto doveva essere messo al mondo e non tenuto sotto sequestro come facciamo da anni dicendo che l'ha sequestrato Internet, ma l'abbiamo sequestrato noi. Ma lo doveva essere messo al mondo e attraversare una società e quindi allenarsi già a 7 anni con esperienze di socializzazione con dei coetanei, con i quali tornavi da solo da scuola, cioè accompagnato da loro, o incontrando degli adulti. Questo succedeva a 7 anni, massimo 8. Vi ricordo che a 9 anni chi frequentava le mie scuole, ma tutti quelli che hanno la mia età se lo ricordano anche gli anni successivi, voleva dire che aveva gravi problemi se aveva un genitore che lo era venuto a prendere, o a volte era successa un'emergenza familiare. Se no, da 8 anni in poi nessuno ti sarebbe venuto a prendere. Ve lo ricordate? Si diceva, attento, ti regaleranno la caramella drogata. Era un modo per dirti che dovevi stare attento al mondo, ma che quello era il tuo destino. Ahimè, nessuno ha avuto la fortuna di ricevere in dono fuori da scuola la caramella drogata, sono milioni di italiani delusi, compravi tutte le bustine delle figurine Panini pur di trovare qualcosa, invece poi diventavi dipendente appunto dagli album, ne facevo 2 o 3 all'anno. Ve lo ricordate? Era un modo per dire. Se qualcuno pensa che quella fosse una società diversa da quella odierna, ha ragione. In effetti era una società molto diversa. Io ho fatto l'elementare a Milano tra il 1970 e il 1975, quindi c'era stata la strage di Piazza Fontana e le sparatorie per motivi politici con morti erano numerose. Quindi era una società diversa, ma c'era un'idea di una comunità educante, che i figli fossero un po' i figli di tutti. Comunque sia, quell'esperienza viene meno, come sapete, e proverò a dire perché. E non solo facevi questo alle elementari, a proposito di convivere, ma quando arrivavano le scuole medie, oggi dette secondarie di primo grado, non solo tornavi da solo percorrendo queste famose centinaia di metri in città pericolosissime, ma frequentavi luoghi, ambienti detti, come sapete, in maniera evidente, cortili, giardini, piazze, vicende da anni chiuse attraverso un cambiamento dei modelli educativi adulti, dove si combattevano delle battaglie che quanto sento dire che i videogiochi renderebbero violenti i bambini, i ragazzini di 13-14 anni, mi domando se qualcuno ha mai frequentato prima le scuole elementari che si frequentavano una volta, dove la rappresentazione del corpo in noi adulti era diversissima. Ricordiamoci che Silvia Vegetti Finzi, già prima dell'avvento di Internet, per chi non lo sapesse, una delle più importanti psicologhe e psicanaliste italiane, disse ben prima dell'avvento di Internet: prepariamoci ad educare le prime generazioni che cresceranno senza sbucciature sulle ginocchia. Voleva dire che il corpo di figli sempre più unici, programmati, con una comunicazione mass mediatica che diceva che il mondo era pericoloso, veniva messo sotto sequestro dal genitore e impediva di muoversi, e quindi succede oggi che a scuola vengano chiamate come violenza degli episodi che hanno tutto, che una volta sarebbero stati considerati fisiologici, per cui il sangue scorreva copioso nelle scuole elementari di una volta, come fosse normale, la sala medica era piena, e prima che ti chiamassero per dire che tuo figlio aveva le caratteristiche scientifiche del bullo, doveva essere un bullo davvero, non aver fatto bu a qualcuno e dire che quella era una prevaricazione. Vi ricordo che il bullismo è una scienza che andrebbe studiata nei suoi origini, perché fra un po' in Italia chiameremo bullismo tutto, la seconda guerra mondiale e qualsiasi azione che i ragazzi compiono, ma perché è cambiata la rappresentazione del corpo. Comunque torno ai cortili che ho frequentato. Praticamente si giocava, ve le dico in breve, i gatti erano usati come i portaspilli di mia nonna attraverso l'uso di cerbottane con bussolotti e spilli infilati per infilzarli tutti. I primi carrelli del supermarket venivano manomessi per gettarsi in scarpate, molto spesso che finivano contro dei treni che all'epoca andavano più piano. Per non parlare di una società dove alcune pari opportunità, a mio avviso, erano superiori di quelle odierne, visto che io potevo mandare a casa tumefatte, come fosse del tutto normale, delle mie compagne di palazzo che giocavano interi pomeriggi con me, essendo bravissime anche più di me, a palla avvelenata, palla a due fuoco e palla prigioniera. Quindi centinaia di pallonate al giorno, dove tornavamo gonfi, maschi e femmine. Immaginatevi oggi un preadolescente che tira una pallonata a una sua compagna in faccia per vincere. Praticamente apriamo il TG1 questa sera con la notizia in prima pagina.
Quindi in poche parole tu eri giù in cortile con una tripla frattura, no magari no, però un occhio pesto, e tua madre si affacciava e diceva sali, non vedi che hai una ferita, ti devo medicare, forse portare al pronto soccorso e poi dovresti anche studiare un po' e farti un bagno, una doccia, e tu urlavi no mamma, sono dipendente dai giochi di cortile, la nuova malattia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, vi prego fate una ricerca scientifica che metta in correlazione che chi il pomeriggio gioca a celai, palla avvelenata o a calcio va male a scuola. Certo non studia, anche chi si droga, chi fa l'amore e chi va a farsi una passeggiata va male. No, ma si sa, è tutta colpa del videogioco e dei social network. In estrema sintesi arrivo a dirvi che in preadolescenza, lo dico in tutte le ricerche, devi mentalizzare il tuo corpo, devi realizzare dei compiti evolutivi che l'adolescenza ti impone e che mai mi sarei immaginato di dirlo. Le ricerche sapete che sostengono da anni che intorno ai 13-14 anni, infatti, i ragazzi cosa fanno? Fuoriescono dai circuiti formativi voluti dagli adulti o affiancano queste esperienze di socializzazione e gioco spontaneo. Serve a crescere. Chi non ha avuto esperienze di gioco e di relazione fuori dal controllo degli adulti, cioè fuori dal controllo di gruppi formali, ha perso un pezzo della propria adolescenza e accumula ritardi evolutivi che non recupererà mai. Mentre ahimè oggi si recuperano anche i ritardi scolastici, quelli che accumuli se hai fatto solo esperienze organizzate dagli adulti non li recuperi più, perché fa parte di una necessità evolutiva. Oggi, mai mi sarei immaginato di dirlo, mi vengono i brividi ogni volta che lo dico, ma questo dicono le mie riflessioni non solo cliniche ma di ricerca, oggi gli unici spazi che gli adulti hanno lasciato di disposizione per socializzare si chiamano piazze virtuali o social network, e l'unico modo che hai per mentalizzare, ad esempio se sei un preadolescente maschio, un corpo, mettere in scena aspetti di virilità prima che ti accusino di chissà quale violenza e via dicendo, è quello dei videogiochi. Non sono esperienze che sono nate, al di là del loro potere ipnotico, della capacità che hanno di attrarti, di farti cadere nella dipendenza, ma questo sapete che tutte le esperienze del marketing spingono a questo, non sono ambienti che si sono diffusi contro il volere degli adulti, sono gli unici spazi lasciati a disposizione. Non è vero che i genitori sono disponibili a lasciare andare in giro i figli a 7-8 anni, a 9, 10 o a 12, come accadeva a me, che dicevano arrivata l'adolescenza esci, speriamo che tu torni, e non avevi neanche il cercapersone detto smartphone che consentiva alla madre che sta passando il weekend ai lidi ferraresi di monitorare la figlia a Milano chiedendole dov'è. Lei dice sono dalla nonna a dormire e lei dice no, qui lampeggia che sei ai Navigli a gozzovigliare. Il corpo dei figli è stato messo sotto sequestro e non è vero che i genitori preferiscono davvero consegnare il corpo dei figli. Gli piace che facciano tante attività, ma tutte organizzate dagli adulti, gli piace che facciano tante cose, ma sappiamo benissimo che il mondo è rappresentato come pericoloso. Ora potrei andare avanti, è inutile che vi dica le scene drammatiche che da anni ci costringono ad accompagnare bambini a scuola, come se non fossero capaci di andare da soli come andavamo noi, andarceli a riprendere, spesso tirando ombrellate al vicino, perché oggi se l'insegnante non riconosce il volto del genitore, o meglio di chi lo va a ritirare, vi ricordo che a volte sono 5 diversi durante la settimana, non ti consegna il figlio. Nonostante i bambini siano molto più presidiati, basta pensare che è pieno di vigili urbani la mattina che fermano chiunque pur di far passare i bambini. E nonostante li andiamo a prendere, nonostante tutte queste questioni, noi continuiamo a dire che ci sarebbe internet che li ha catturati. Insomma, in estrema sintesi, e qui arrivo alla conclusione, dobbiamo avere in mente che noi abbiamo costruito una società dove si cresce online, dove non abbiamo nessuna voglia di consegnare il corpo dei figli e dove loro, gentilmente per non farci preoccupare, si sono rifugiati dicendo oh, se questa è la società, giocherò a questo videogioco, socializzerò qui, a meno che non arriviate pure su Facebook e mi tocca cambiare social. Sapete che chi ha fatto le ricerche sui flussi sostiene che l'uscita, la fuoriuscita dei giovani da Facebook non è dipesa solo dalla maggiore capacità di rispondere alle loro esigenze di altri social network, ma del fatto che gli adulti si sono pure impossessati di Facebook e li inseguono in ogni dove pur di non lasciargli manco uno spazio virtuale col corpo a casa propria di socializzazione. Oggi, ed è qui che concludo, bisognerebbe, e io ho scritto libri, ne sto scrivendo uno, ragionare sulla fragilità adulta. Cioè, oggi abbiamo chiesto ai nostri figli di crescere come vogliamo, loro si adattano in certa maniera e ci va bene tutto ciò finché hanno 12-13 anni. Quando in adolescenza finalmente si impossessano di questo strumento, che sarebbe internet, li guardiamo con grande sospetto.
potrei andare avanti. Io trovo, a proposito di fragilità adulta, cioè dell'incapacità di identificarsi, e qui concludo, che in questo momento non si investano i soldi che vi ricordo si chiamavano Next Generation EU, e oggi ci piace chiamarli PNRR perché parlare delle generazioni future, insomma, non ci piace molto identificarci, che questi soldi non siano utilizzati per connettere ad altissima velocità tutte le scuole secondarie di secondo grado in Italia, lo trovo incredibile. Soprattutto dopo una pandemia, soprattutto per il fatto che l'ONU e l'UNICEF dice che la povertà educativa è povertà digitale già prima di una pandemia, soprattutto dopo che li abbiamo obbligati, unico target in Italia, a mettere la faccia davanti allo schermo e che invece, finita l'emergenza sanitaria, ritorniamo a dire che il male è internet, spegniamolo. Il tema è che alternative costruiamo, il tema è se davvero siamo identificati con loro, proiettiamo su di loro, e vado a terminare, le nostre angosce e le nostre povertà educative. Giusto per capirvi cosa penso, e l'ho detto al Vice Ministro di Giustizia in un'audizione non di questo governo, il precedente, se davvero dobbiamo intervenire su internet bisognerebbe con un decreto immediato chiudere tutti i gruppi di WhatsApp dei genitori che governano la scuola italiana e che sono il vero modello di identificazione che propone cyberbullismo ogni minuto ai bambini. Altro che entrare noi in classe a dire che loro non devono prevaricare mentre tutti lo fanno. Bisognerebbe vietare il cellulare dai 30 anni in su e renderlo obbligatorio dagli 11 ai 18 anni, se davvero volessimo costruire una società dove ci piace convivere e non condividere. Ahimè, i ragazzi invece sono cresciuti ascoltando la mamma virtuale e tutto quello che gli abbiamo detto, quindi cercano di costruire e di realizzare i propri compiti evolutivi. Se tornati da una pandemia, l'iniziativa migliore che abbiamo in mente è quella che quello che gli fa male è il cellulare. Voi, ripeto, vi dico un'altra cosa perché questo è importante, dagli 0 agli 11 anni la mamma spaccia internet. In Italia dai 19 anni in su, se non usi internet non puoi iscriverti all'università, non puoi fare niente, internet è in ogni dove, in qualsiasi albergo, hotel, in qualsiasi stazione degli aeroporti, sui treni, in ogni società, in ogni università. Gli unici che non la devono avere sono quando in adolescenza dovrebbero in qualche modo iniziare a utilizzarla per costruirsi un futuro. È incredibile che non stiamo discutendo sul fatto che le prove di valutazione andrebbero fatte con internet collegato in tutte le scuole, maturità compresa. Non ho mai capito perché le ricerche a noi ci davano 10 se le facevamo sui libri, copiando sui libri, e se lo facciamo su internet sarebbe copiare. Ma questo fa parte di una cultura adulta, sulla quale io lavoro, non solo io, molti a tavoli in questo momento istituzionali importanti che non vi sto a citare, che dicono che se non lavoriamo sulle fragilità adulte, su come mai oggi incontriamo adolescenti che hanno molto più in mente il funzionamento affettivo di papà, mamma, insegnanti, che papà, mamma, insegnanti che hanno in mente i loro figli, i loro studenti, non andremo mai da nessuna parte, continueremo a rischiare di chiamare dipendenze, quelle che oggi sono non solo delle nuove normalità, ma un disperato tentativo degli adolescenti di costruirsi un'identità, di cercare un posto in questa società e di andare verso il futuro. Vi ringrazio. Grazie professore. Sicuramente un intervento che può valere per tutte le persone sensibili anche come provocazione e stimolo a interrogarsi rispetto al rapporto che abbiamo con le nuove generazioni. Però chiedo subito un commento alla nostra ospite in sala, la dottoressa Eleonora Sale, un commento a quanto abbiamo ascoltato e anche una domanda al professor Lancini, se vuole. Beh, allora io ringrazio tantissimo il dottor Lancini per averci un po' portato in questo mondo della contraddizione degli adulti con cui ci confrontiamo spessissimo anche nella pratica clinica e anche ci ha portato con una certa anche leggerezza, facendoci sorridere, tematiche che poi dopo hanno anche delle ripercussioni dolorose nei ragazzi. E penso a questa mamma virtuale, un po' che ha, tra le contraddizioni che sono emerse, che ha sottolineato, a questa mamma virtuale che ha un po' sostituito il mirroring con il phoning, il tuning, cioè registrare il bambino e sostituire lo sguardo con questa videocamera. Ma penso anche a certi genitori che, ad esempio,
io occupandomi di disturbi alimentari, portano l'insoddisfazione del corpo della propria figlia, no? Quando magari sono genitori che in primis ricorrono alla chirurgia estetica o alla medicina estetica e quindi in qualche modo non verbalizzano ma esteriorizzano la loro insoddisfazione corporea, ma penso anche a questa famiglia affettiva non più autorevole, dove, come dire, alle volte il genitore richiede il rispetto del figlio, ma ad esempio ha un rapporto del tutto simmetrico con il figlio, si veste come il figlio, fa le cose insieme al figlio, quindi è un po' difficile per i ragazzi crescere con queste contraddizioni che gli arrivano come messaggi un po' confusi da parte dell'adulto. E poi un'altra cosa che appunto mi ha molto colpito è che è vero che non ci sono più i ragazzi o i bambini che hanno le ginocchia sbucciate, ma noi come clinici invece abbiamo a che fare con ragazzi con un corpo sofferente, che si tagliano, che non si alimentano. E allora stavo un po' anche pensando a una cosa rispetto a questi adolescenti che non convivono, no? Che chiusi nel loro telefonino, nei loro social, consegnato dalla mamma, dai genitori, fanno fatica a poi dopo avere una vita affettiva. Ad esempio nella nostra pratica di lavoro anche vedere una nuova apocalisse relazionale, cioè questi ragazzi hanno le relazioni attraverso Instagram, si incontrano attraverso i social e poi per avere poi una relazione fisica devono ricorrere ad esempio all'uso di alcol. Questa è una cosa che vediamo sempre, almeno che capita di osservare, ed è un fenomeno che in qualche modo ci attenziona, perché poi ha anche delle ripercussioni sul piano legale, penale, ci sono anche delle denunce, quindi così volevo un po' sapere cosa pensava lei rispetto a questa ripercussione del non convivere e questi atteggiamenti della nuova convivenza, no? Questi agiti anche nella nuova convivenza. Beh, i temi che lei ha toccato, la ringrazio, sono talmente tanti che se inizio a parlare appunto anche a partire dalla mia esperienza altro che 3 minuti. E innanzitutto ci tengo a dire a chi mi ha introdotto anche dopo che le mie non sono provocazioni, ahimè, perché spesso lo sento dire ma lo penso davvero. Non posso più sopportare di sentire gente che fa il mio mestiere, che dai propri profili social lancia appelli perché genitori e docenti non facciano usare i social ai ragazzi, o gente che usa i social per banchettare, diventare, fare se stesso da tutte le parti, in ogni cosa usa il selfie, in una società, vi ricordo, pornografizzata, dove gli adulti usano internet oltre ogni dire, perché il tema che oggi abbiamo non è solo l'educazione alla pornografia, o meglio, l'educazione affettiva e sessuale a seguito di una grande diffusione di siti pornografici. La pornografizzazione è la caduta del confine tra ciò che è intimo e privato e ciò che è pubblico, quello che facciamo ogni giorno riprendendo il piatto di spaghetti al pomodoro per sentirmi ma cosa vuoi che sia, o applaudendo ai funerali quando esce la bara di una ragazzina che magari è morta per suicidio, applaudendo e lanciando palloncini dicendo che non è vero che si è suicidata nonostante avesse una corda al collo, ma invece è una challenge finita male, no? C'è una rimozione del dolore e c'è una fragilità degli adulti, e su questo devo dire che noi tendiamo, io e sentivo anche le parole, un po' a parlare dei genitori, ma non dimentichiamoci che oggi i modelli di identificazione che questi bambini respirano non rendono più la famiglia. Io capisco che noi abbiamo dei modelli che ci portano a dire sempre il papà, la mamma, la scuola. Questi sono soggetti che vivono nel baby marketing a partire da 2 anni. Vi ricordo, soggetti che vedono cartoni animati 24 ore al giorno, altro che mezz'oretta contingentata come me, peraltro con dei modelli molto depressivi, tipici della famiglia tradizionale normativa, quindi dolceremia, Heidi, Pippi Calzelunghe. Oggi vedono delle cose
che si potrebbe discutere. Non voglio parlare del successo di trasmissioni televisive. Sappiate che quando incontro certi genitori che al telefono mi dicono che bello, stasera mio figlio non è di là a 14 anni a giocare con i suoi amici a Fortnite, ma guarda con me questa trasmissione televisiva, io mi metto le mani nei capelli per la trasmissione televisiva che gli italiani guardano, 7, 8, 9 milioni di spettatori che dicono che bello, che pornografizza tutto, tutto, non solo il corpo, pornografizza valori sacri come le regole, l'amicizia, con dei nomi di trasmissioni che andrebbero cambiate per legge. Quindi sarà meglio che gli adulti, ed è questo che intendo dire rispetto a quello che dice, si rendano conto di quello che poi lei dice bene. Queste sono generazioni che crescono dentro dei modelli dove poi, quando arriva l'adolescenza, quando sentono di stare male, non sono più trasgressive, la trasgressione non esiste più, e lei l'ha detto, il consumo di sostanze oggi è solo anestetico, non è più trasgressivo neanche un cannabinoide, sarà fuori legge, ma è solo un lenitivo, è un antidepressivo, e attaccano il proprio corpo, invece di averli qui che assaltano voi e me, nonostante gli abbiamo disboscato il pianeta, plastificato i mari, non hanno un futuro, diventeranno più poveri di noi, non sappiamo che lavori faranno se non che è internet e i videogiochi, ma gli vietiamo internet e i videogiochi, attaccano il proprio corpo, i disturbi della condotta alimentare, il ritiro sociale, il famoso fenomeno degli hikikomori, ahimè ancora qualcuno che dice che il problema è la dipendenza da internet dei ritirati sociali che si salvano grazie a internet, tant'è che i ritirati sociali più gravi non usano internet, i tagli, i suicidi di cui non parliamo mai, perché diciamo che se ne parliamo gli verrà in mente, così abbiamo un sacco di ragazzi che si gestiscono il problema da soli, testimoniano proprio quello che lei diceva, no? Una generazione che ha un'enorme difficoltà a far cosa? E qui dico, credo non a gestire le emozioni, e su questo potremmo discutere perché sa, poi le relazioni senza contatto corporeo possono essere anche più profonde di quelle corporee, pensi agli amici di penna di una volta, non è detto che una serata in birreria significhi che la ragazza dice cose più profonde a chi è con lei in birreria rispetto a quello che ha detto attraverso magari altri canali online. Ma soprattutto abbiamo un grande problema sull'alfabetizzazione emotiva di tutti noi adulti, un'alfabetizzazione che ci dica che noi dobbiamo parlare di dolori, di inciampi, di fallimenti, che abbiamo bisogno di organizzare una scuola che si identifichi con come funzionano i ragazzi. Oggi il tema è questo, la fragilità adulta è arrivata a un punto che non consente, come tutti i fragili, di vedere chi hai di fronte, e quindi ahimè, e io li ritengo addirittura pericolosi, andremo alla ricerca di ricette perfette, come dicevo prima su quando regalare lo smartphone, invece di metterci in relazione e dire chi sei tu, chi sei, che funzionamento hai, che cosa ti devo avvicinare. E quando sento dire ma i genitori, gli insegnanti vogliono la ricetta, no, devono tutti sapere che ogni figlio è unico e che noi diventiamo padre e madre anche in base ai figli e dobbiamo declinare una funzione pure in una comunità in base al loro funzionamento, che noi abbiamo bisogno di avere gli insegnanti che capiscono che ogni ragazzino ha un bisogno educativo speciale, perché è un bisogno educativo normale pensare al soggetto, e invece in nome della nostra fragilità continuiamo a impegnarci molto di più, perché la famiglia odierna ascolta i figli molto di più di quanto fossi ascoltato io, non vi dico di quanto fosse ascoltato mio padre, che mio nonno non sapeva neanche quanti figli aveva in casa, ma non sappiamo in nessun modo ascoltare cosa hanno da dirci, chi è, e quindi siccome tutti vogliono la ricetta, ce l'ho anch'io la ricetta, senza la quale se non hai una ricetta non vendi libri, se non vai su un tavolo a imbracciare il tuo libro ballando nudo e facendo vedere magari i tuoi figli ogni tanto, non vendi tanti libri. Questa società l'abbiamo creata noi, e comunque se vogliamo la ricetta ascoltiamo cosa dicono i grandi chef. I grandi chef, Cannavacciuolo in prima, nelle grandi trasmissioni ti dicono così: per fare una buona ricetta la prima cosa qual è? È avere conoscenza e cura, ripeto, conoscenza e cura della materia prima. Ahimè, oggi gli adulti talmente fragili pensano solo a fare interventi che li facciano dormire sonni tranquilli, a raccontarsi che c'è una pandemia e internet che li sta deprimendo, non capendo che proponiamo dei modelli di identificazione che non sono in grado se non di pensare a noi stessi e non di identificarsi con i bisogni di questi ragazzi. Oggi chi sostiene che esiste la dipendenza da internet in adolescenza deve portare delle variabili, isolarle, presentarle alla comunità scientifica e dirmi quali sono. Siccome sono 15 anni che provo a isolarle e non le trovo, e i manuali diagnostici, come sapete, infatti ci vanno coi piedi di piombo, hanno messo solo la dipendenza da videogiochi, peraltro solo togliendo la parola internet, quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità,
Dobbiamo interrogarci seriamente, perché sento dare nomi, stimoli, diagnosi a soggetti che non vorrei che non solo non lo fossero, ma che stanno disperatamente cercando di avere un posto in questa società. Grazie professore. Ci sono intanto arrivati alcuni commenti, alcune domande, soprattutto commenti, molti commenti entusiastici per il suo intervento. Alcune persone dicono quello che dice dovrebbero sentirlo tutti, i genitori e gli altri responsabili dell'educazione. Margherita ci ha scritto su YouTube e poi c'è una persona, Maria Teresa, sempre su YouTube, che ringrazia per la proposta di chiudere le chat di WhatsApp tra i genitori. Evidentemente molti genitori sono esasperati loro stessi dal fatto di essere inseriti in queste situazioni che poi cerchiamo di contrastare nei ragazzi. C'è anche qualche domanda, naturalmente un genitore della provincia di Mantova dice: ieri sera il dottor Pellai suggeriva come strumento concreto per regolarizzare l'uso del cellulare tra i ragazzi e i bambini la creazione di patti di comunità tra adulti. Lei cosa ne pensa? Questo è in qualche modo un appello al fatto che gli adulti per primi si interroghino e facciano loro delle cose differenti. Ho appena rifiutato di partecipare a iniziative che mi vedono coinvolti più o meno di questo tipo, perché sono disposto, queste iniziative dei patti di comunità che decidano quando regalare il telefonino ai figli, le sento da 20 anni. Quando ho iniziato eravamo a 18 anni, poi siamo scesi a 16, adesso si accontentano di 12. Sono assolutamente contrario a riunioni che si trovino a pensare che c'è un'età per i figli. Invece sono favorevole ai patti di comunità che costruiscono una comunità educante. Cioè, quando vedrò iniziative chiamate patti di comunità in cui invece di limitare e togliere ai figli, vedrò aggiungere ai figli e togliere agli adulti, io parteciperò. Togliere e aggiungere a loro, rinunciare a noi e alle nostre angosce, smetterla di andarli a prendere a scuola con dei regolamenti seri, non inventandosi che se no è abbandono di minori, riconsegnare il corpo dei figli, iniziare a spegnere i cellulari, davvero, se non per motivi professionali, iniziare a organizzare quando le scuole si riuniranno, non per dire che i figli non le utilizzeranno, ma per dire da quest'anno, dall'1 settembre abbiamo un calendario di incontri, così io posso finalmente partecipare come genitore e incontrare la comunità e la scuola. Quindi vado avanti, ho un'idea molto diversa al punto che, come lei può capire, nonostante tutti mi spingano ad aprire invece, proprio per questo, ballare a petto nudo col mio libro in mano in modo che domani sia il 10° nei primi 10 in vendita, questa modalità non fa parte del mio modo di essere. Voglio che gli adulti tolgano, però se poi per portare avanti il mio progetto educativo dovrò fare, se il mio progetto culturale è questo, magari lo farò. Sono d'accordissimo su patti educativi in cui veda iniziative di aggiunta di internet ai giovani e toglierlo agli adulti. Gli altri non li ritengo patti educativi, li ritengo patti, ancora una volta, per andare a dormire sonni tranquilli e dire: tu non banchettare a internet, tu sei dipendente, a te fa male, l'hanno detto le ricerche, la Cerebani, noi ci guadagniamo da vivere tutto, il Festival di Sanremo senza internet non c'è, all'università non vuoi, tutti ci lavoriamo, ma tu no. Quindi sono favorevolissimo ai patti di comunità, infatti vado in giro tutte le sere in Italia in presenza dove mi chiamano, dove posso e riesco, a volte online, per parlare come qua di queste questioni agli adulti. Anzi, penso che bisognerebbe iniziare a fare questo e questo scriverò un libro. Basta chiedere ai figli di essere loro stessi a modo nostro, dobbiamo aiutarli a essere loro stessi dando una serie di significati. Quindi glielo dico non perché non capisco l'esigenza, ma sono 20 anni che sento sta storiella e ogni volta che lo dico quindi finalmente vi state riunendo per dire che tra voi non userete più il cellulare, vi incontrerete e non lo potrete usare se non per altri motivi, ma vedremo. No, stiamo come al solito facendo così, vogliamo darglielo. E mi lasci dire una cosa, perché questa la vedo anche in alcune ricerche, è incredibile, perché poi quando incontri queste comunità che fanno questi, tutti contenti, poi intervistano un ragazzino e sembra semplice, di 11 anni o 12, e dice: no, ma io sto benissimo senza il cellulare, fanno bene i genitori, ma comunque le ricordo, e lo dicono, guardate articoli incredibili, che la mamma me ne ha dato un altro però nel frattempo. Come te ne ha dato un altro? Ma non ne ha vietato? Sì, non mi ha dato lo smartphone che uso io, ma ho un Nokia 032 col quale lei mi può sempre raggiungere. È incredibile. Non rinunciamo a niente, non solo andiamo a fare i patti, ma intanto lo vogliamo avere monitorato, quindi tra un po' a lui non daremo il cellulare, ma gli inseriremo un microchip sotto pelle
che ce lo geolocalizzi, capisce? Se noi costruiamo i figli in questo modello educativo, quello che succede è che a 14 anni loro tenderanno anche spento, però il problema è che si prenderanno carico loro della nostra fragilità. Io non mi posso permettere che dei tredicenni dicano va bene mamma, non ho il cellulare purché stai tranquilla, però dammi il tuo che io così mi puoi raggiungere. I figli devono fare i figli e i genitori e i genitori devono dare il buon esempio. Grazie professore, e abbiamo ancora una domanda da un insegnante della Spezia che ci chiede cosa ne pensa del sostegno psicologico ai ragazzi, per esempio quello che viene gestito negli sportelli delle scuole. Cosa devo pensare? È il mio lavoro, ho iniziato a farlo, il mio primo libro si intitola Ascolta a scuola, la consultazione con l'adolescente. Sono 30 anni che faccio questo mestiere, ho iniziato a scuola con questi sportelli, penso che sia un'iniziativa straordinaria, a patto che, come il mio modello e il nostro modello di presa in carico, coinvolgano anche gli adulti. Oggi lavorare sulla fragilità degli adolescenti senza prendersi in carico gli adulti sarebbe come cercare di di svuotare una barca che ha 3 metri di falla con un cucchiaino, mentre non ti preoccupi della falla. Oggi bisogna lavorare sulla fragilità di docenti che alimentano la dispersione scolastica dicendo che e la competizione dicendo che la contrastano, di genitori che a tavola invece di chiedere ai figli come va in internet pensi di suicidarsi visto che i dati ci dicono che quando uno è triste è possibile e non ce ne parli, pensino che il grande intervento sia spegnere il cellulare almeno a cena così tutte le famiglie passano mezz'ora di fretta e poi recuperano dopo o la settimana detox. Va bene, continuiamo con iniziative di questo genere. Abbiamo bisogno di parlare ai figli, internet può rimanere acceso se c'è la relazione. Nella sua esperienza, professore, ci sono però anche realtà in controtendenza in questo senso, cioè si sta andando anche verso un cambiamento di rotta, ci sono tanti genitori, tante realtà educative che chiedono interventi sui ragazzi, ma la domanda è, ce ne sono alcune che stanno facendo questo lavoro di iniziare a interrogarsi sugli adulti? Beh, se chiamano me di sicuro, visto che gli ultimi miei libri li ha citati, uno si intitola L'età tradita oltre i luoghi comuni sugli adolescenti e tutte le mie conferenze si richiamano Essere adolescenti nell'epoca della fragilità adulta. E quello che uscirà a breve avrà questo come sottotitolo e poi c'ha un altro titolo. Certamente, ma è chiaro, ma guardate che le cose che dico io non penso neanche siano troppo originali. Tutti noi sappiamo che in questo momento facciamo molta fatica ad accettare una società, peraltro mica per cattiveria, ma per nostra fragilità complessa, articolata, dove chiediamo ai figli di crescere in una società dove non devono essere competitivi, però il primo giorno di scuola gli diamo bollino rosso e bollino verde. Se poi si iscrivono a una squadra di calcio, oggi anche dell'oratorio A e B, perché ormai le squadre A e B ci sono anche all'oratorio in base alla capacità, per non dire C, se un bambino della squadra A dice non passare la palla a quello che ci fa perdere, punito perché è competitivo, ma come squadra A, B. Il corpo dei figli oggi è sotto sequestro, vengono date delle note alle scuole primarie che mi creda, fossero state date ai miei tempi, l'insegnante non rientrava in classe se non passava dalla preside sul ripasso sul fatto che i bambini si muovono, che non è che oggi li dobbiamo addomesticare, educare, che esiste una necessità di educare al corpo se non lo vogliamo chiuso in internet, soprattutto dopo una pandemia che implica libertà di movimento e noi lo chiamiamo educazione regola. Si figuri, è una società che su questo è molto dissociata perché l'adulto non riesce a capire cosa dice ai figli, ma pensa a dormire sonni tranquilli. Quindi io credo che molta gente stia lavorando su questo. Altri lavorano come sempre sull'idea che il soggetto è l'adolescente che va limitato, controllato, un po' addomesticato, in modo che lui si comporti in modo da farci stare tranquilli. E diciamo che loro sono dipendenti da internet. Ma spegni sto cellulare. Spegni i tuoi social, chiudi tutti i canali che hai e inizia a dare la dimostrazione, ma figurati, viviamo in questa società. E quindi torna anche il tema dell'esempio, quindi lo stimolo a lavorare su di noi per poter essere più utili ed efficaci alla crescita dei bambini e dei ragazzi. Professore, grazie veramente per il suo intervento che ha stimolato moltissimo anche il nostro pubblico in videocollegamento, col quale ci scusiamo perché non possiamo dare lettura di ciascun singolo messaggio che ci arriva, ma abbiamo fatto un po' una sintesi, abbiamo letto i più significativi e quindi invitiamo le persone a continuare a relazionarsi con noi e con i nostri ospiti. La ringraziamo veramente di cuore, professore, se la regia lo inquadra lo salutiamo e lo ringraziamo per aver dato il suo contributo grazie a voi alla nostra settimana.
Grazie mille, grazie anche alla nostra ospite in sala, la dottoressa Eleonora Sale, che ci ha aiutato a fare una riflessione su quanto detto dal professor Lancini. E vi ricordiamo il prossimo appuntamento in programma di Cambio Gioco. Oggi alle 20:30 ci sarà un incontro dal titolo La lotta al gioco d'azzardo parte dai giovani, un incontro con Maurizio Fiasco e Daniela Capitanucci, al quale naturalmente vi invitiamo. Vi invitiamo anche a continuare a consultare il nostro sito www.cambiogiocoul6.it, dove trovate l'aggiornamento del programma, tutti i materiali promozionali e dove poi troverete anche traccia di ciascun intervento che verrà salvato in videoregistrazione. Con questo vi auguriamo buona continuazione di giornata, vi aspettiamo questa sera alle ore 20:30.